Nella suggestiva cornice della spiaggia di Lido del Sole, il Bibione è stato presentato alla stampa. Neopromosso in prima categoria grazie all'aver conseguito la finalissima di Coppa Veneto, i biancoazzurri sono pronti a raccogliere questa nuova sfida. Un'avventura che al momento, non potrebbe essere altrimenti, incomincia con il profilo basso pensando alla salvezza, ma più avanti chissà. Quel che è certo è che la nuova stagione dovrà essere una sorta di prima pietra volta al raggiungimento, nel giro di qualche anno, di quel traguardo ambizioso che si chiama promozione. Al riconfermato Mr. Billy Pittan, il direttore sportivo Giampaolo Bean ha consegnato un organico rinforzato in ogni reparto dall'arrivo di elementi di una certa esperienza della categoria. La new entry in difesa è Thomas Tamai dalla Giulia Sagittaria, mentre il centrocampo si avvarrà dell'apporto di Alberto Gobat dalla Fossaltese e di Paolo Bianco, anche lui arrivato dalla Giulia Sagittaria, oltre a quello di Andrea Vello dal Teor. In attacco il nome nuovo è Davide Francescutto, arrivato dalla Spal Cordovado. Allora Presidente, eccoci qua all'inizio di questa nuova avventura, prima categoria finalmente, con quali obiettivi? Una salvezza tranquilla, questo è l'obiettivo principale della società, far esordire il più possibile giovani in prima categoria, questo è come sempre l'obiettivo del Bibione Calcio, poi tutto quello che avverrà va bene. Abbiamo creato credo una rosa competitiva per toglierci qualche soddisfazione, magari fare anche un buon calcio, poi vedremo insomma. L'obiettivo principale del Bibione comunque è arrivare a una salvezza tranquilla il prima possibile e magari, visto che la Coppa ci piace come sempre, magari cercare di riuscire ad andare in avanti in Coppa il più possibile. Questo è l'obiettivo principale della società. Diciamo che comunque questo deve essere un anno sì dove l'obiettivo è la salvezza, un anno di consolidamento per poi diciamo dare adito al vostro vero programma che dovrebbe essere poi il salto di categoria ulteriore nelle prossime stagioni. Sì, noi comunque come società quest'anno è un anno di apprendistato, mettiamola così. È chiaro che il nostro obiettivo, avendo un settore giovanile come stiamo programmando e portando avanti in questi anni, di portare il Bibione almeno in una promozione che credo sia la categoria giusta per i nostri obiettivi e per far salire i ragazzi che fanno un bel percorso sul nostro settore giovanile, quindi l'obiettivo sarà fra qualche anno magari essere in promozione, ma come sempre con la nostra calma, con un passo alla volta e senza grandi proclami, come abbiamo sempre fatto in questi 6-7 anni. Ecco, il nuovo centro sportivo che è stato inaugurato da poco, dove giocherà la prima squadra quest'anno? Ma la prima squadra abbiamo deciso di mantenerla a Bibione, anche perché avendo 8 squadre che giocano nel weekend era più semplice per noi mantenere la prima squadra a Bibione e avere le altre squadre di settore giovanile tra Bibione e San Michele. Probabilmente avremo anche la possibilità di andare con juniores regionali a Cesarolo, perché onestamente non ce la faremo a gestire tutti i ragazzi che abbiamo con 2 campi e non sono sufficienti, quindi noi l'obiettivo principale è quello di comunque a Bibione la prima squadra e poi tutto il resto lo gestiremo fra Bibione e San Michele, e se ci sarà la possibilità portare anche a Cesarolo una squadra di juniores regionali che secondo me è comunque una grandissima categoria e che farà bene anche a Cesarolo, insomma, ecco. Sei soddisfatto innanzitutto della campagna di rafforzamento? Ma sì, io devo dire intanto sono contento di essere stato riconfermato e ringrazio la società per questo, come ho già detto prima, la presentazione della squadra. Sì, devo dire che Giampaolo ha fatto un bel lavoro e adesso dobbiamo solo che iniziare con gli allenamenti e preparare la squadra nel miglior dei modi, perché noi sappiamo tutti quanto è stato difficile quest'anno la seconda categoria e anzi colgo l'occasione per fare i complimenti a tutti gli allenatori l'anno scorso, perché ho trovato squadre molto organizzate per una seconda categoria e quindi sì, io la prima categoria qui in Veneto non l'ho mai fatta, però da quello che mi dicono so che non sarà facile. Non sarà facile, però voi sotto sotto avete un obiettivo che magari va oltre la salvezza. Ma sì, noi il nostro obiettivo no, oltre la salvezza, il nostro obiettivo principale è quello del mantenimento della categoria, perché da neopromossa deve essere quello per forza e appunto come ho detto già prima dobbiamo prepararci al meglio, perché sono sicuro che andremo a incontrare squadre molto organizzate e quindi sarà da lavorare sul campo. Mauro Rossi, vicepresidente,
tu sei l'uomo dei pronostici, diciamo ancora prima di incominciare il campionato, li hai quasi sempre azzeccati, a dire il vero. Quest'anno dove arriverà il Bibione? Ma quest'anno diciamo che abbiamo fatto una squadra abbastanza rinnovata, un buon mix di giovani con quelli che sono restati l'anno scorso. Speriamo di salvarci il più presto possibile, questo è l'obiettivo della società, e poi magari toglierci qualche soddisfazione cammin facendo. Ritengo comunque che il nostro mister Pitana Willy abbia una squadra che possa lavorare bene e spero anche che possa avere risultati subito, in maniera che l'entusiasmo possa essere a 1000 subito. Siamo carichi, come ho detto prima, siamo ricchi di entusiasmo e vogliamo partire alla grande per poi fare un bel campionato, per sorprendere.